Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, ragazzi, siamo a Zoldorf, sta gara, sta macchina mi fa cagare, nel senso non riesco a fare niente, qualificazioni disastrose, 25esimo, vabbè, vediamo se riusciamo. Questa è una gara però con diverse auto, nel senso non c'è solo l'Audi, ci sono tanti tipi diversi, però veramente one disaster. Vai, veramente in qualifica è andata malissimo, non sono riuscito a fare un giro decente. E speriamo che in gara sia tutta un'altra storia, però da partire 25esimo vuol dire... guarda che bagar, guarda che bagar. Tipica bagar comendiana. Ma in questa modalità la vedo molto dura, eh. Guarda quante che vanno fuori, questo è culo però, eh. Siamo già 12esimi, fioi. Diciamo che in gara è un po' più facile che ho le altre macchine. Ho un punto di riferimento migliore, però è dura. In un campionato così, con così tante macchine, devi qualificarti almeno 10º, secondo me. Va bene, proviamo a fare la nostra gara e vediamo. Purtroppo Zolder non mi sta piacendo, cioè. Ecco, sportellata. Qua rischio la penalità. Non me l'ha data, che culo. 9 place. Guarda questa, guarda che macchine che ci sono, fe. Vai come. 8 place. Saranno 6 giri di panico. Panico, 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 paura. E vabbè. Primo giro completato. Ottavo posto, quando siamo partiti ultimi, non è neanche un brutto risultato. Però è chiaro che sto campionato difficilmente lo potremo arrivare a podio. Non mi trovo, anche con sta Audi non mi trovo. Non chiedetemi il perché, ma non mi trovo. Poi sto circuito dopo non mi piace. E lo sapete, se a me a pelle un circuito non piace, so cazzi, eh. Mamma mia, qua ho rischiato tantissimo. Stiamo soffrendo. Stiamo soffrendo, raga. E neanche poco. Eccola qua, vado sempre lungo. Porca mignotta. Meno male che mi danno la penalità, però. Non stiamo andando bene. Adesso da un po' che non faccio i kart, mi sto disabituando ai kart molto male questo, visto che è il campionato del mondo. Ma sta gara è veramente dura. Ok, almeno stiamo consolidando l'ottavo posto che, ripeto, da 25esimo non è neanche malissimo. Qua vado molto lungo. Molto molto lungo. Certo che certe gare sono veramente dure, mamma mia. Cumendone curioso. Cerchiamo di mantenere almeno l'ottava posizione, che a qualche punto forse lo porto a casa. Eccolo là. Chris Joliffe mi ha veramente sverniciato. Ritorniamo alla frenata. Ciao. Dai come, spingi a cannone, spingi a cannone, spingi a cannone.
Niente, sta curva non la prendo mai. Non c'è niente da fare. Purtroppo i primi sono in fuga. Tipica fuga kumendiana. Niente, niente, non me trovo, non me trovo. Comunque devo dire che più vado avanti a giocare più vedo comunque qualche bug qua e là, ho visto dei bug. Chiaramente cioè è appena uscito, questo è un gioco così, nel senso dove era chiaro che c'erano qualche bug, io penso che li sistemeranno però dai. Cioè dobbiamo avere fiducia. Ho visto dei bug ai box, dei bug delle gomme che non capisco perché con la pioggia non cambiano. Ma le gomme questo me lo dovete proprio spiegare ragazzi, attenzione uno va fuori intanto. Non è che potrei rosicchiare un'altra posizione. La cosa bella è questa, che il computer può sbagliare, questa è una delle cose più belle del gioco secondo me. Speriamo che su Formula 1 che comprerò ci sia sta cosa, perché se ancora non ci sono i guasti e i danni come dico io, cioè veramente posso andare a cagare, lo comprerò lo stesso, ma mi girano veramente i maroni. E magari ti chiamerò Kumendone, amoroso e du da da da. E vabbè, ciao, niente, sta curva è così, sono qua a vedere le sgommate che si tirano. Quella curva è così, fioi. Niente, Zolder, devo allenarmi. Abbiamo trovato la prima gara sfavorevole al Kumenda. L'abbiamo trovata, Beppe. Mamma mia. Non riesco a fare un giro pulito in sta cazzo di gara. Occhio. Dai. Peccato che non ha messo la safety car, cazzo, tipo R-Factor. Questa è una cosa che ci speravo, sinceramente. Alla safety. No. Che giro di merda che ho cominciato. Devo chiudere a tutti i costi. Niente, riesco a tenere la macchina in pista. Guarda sto Goldon, guarda sto coglione. Che schifo. Dai, almeno ottavo, cavolo. Almeno ottavo. Portiamo a casa i primi punti ridati in una gara che mi sta già sul cazzo. Le ufficiali. Ok. Proprio sento la macchina non rispondere più come prima, fioi. E la cosa non va bene. Sta curva non riesco a interpretarla, fioi. Oh, che sporo, che coglioni. Che cazzo ha la mia Audi? Due giri mancano ancora, mamma mia. La gara più eterna della storia. Cioè è lenta anche perché queste macchine, insomma, sono dei non sono belle, però, boh, sta Audi non mi piace tanto. Vabbè, lasciatemi un po' di licenze poetiche, sta gara mi sta sul cazzo, ufficiale. Final lap comendiano, uno dei final lap più comendiani della storia. Ok, cerchiamo di... Mamma mia. Mi sta talonando qua. Andreas Heider. Ma che roba! No, fai qualcosa che non va alla macchina perché è ingovernabile è diventata ingovernabile. Ragazzi, ho la vettura ingovernabile, ingovernable. Guarda, anche il rettellino va storta. C'è qualcosa che non va.
Fino alla scoppiettare in strada. Non ne posso proprio più. Dai gara, finisci su. Anche niente, ciò, mamma mia, mi sto bestemmiando in polacco antico. Dai gara, finisci presto, non ce la faccio più, la macchina che non mi risponde più. Mi va da sola. Questo campionato sicuramente non lo vinco, eh. Mi stanno no, 11 secondi dal settimo. Mamma mia. Ma sta gara è proprio male, male, male. Ecco, prima bisogna proprio allenarsi in questa Zolder. È stato anche teatro della Formula 1, mi sembra. Ma quando hai fatto l'incidente, mi pare, Villeneuve? Ottava posizione. Poteva andare meglio, Beppe. Poteva andare meglio. Ok. Abbiamo preso 4 punticini irridati, godo. Beh, migliore in giro poteva essere un po' impossibile che fosse il mio. Ok, 8 punti. Poteva andare peggio, dai. Speriamo che la prossima gara sia un circuito che conosco. Arrivo, leggiare BMW. Ok, vabbè, ho capito, stronzo. Calendar. Dubai Kart Master Cup. E questo cos'è? Ah, uno sessione 1 su 4. Ah, che figata. No, dai, questo però ce lo speriamo nel prossimo video, ragazzi. Facciamo le due carte, questo e il round 3 di Dubai. Raga, un saluto da Kumendo. Ciao!